C'era una volta una città molto tranquilla che si chiamava Porto sul Noncello, conosciuta anche come Pordenone. Proprio lì, in una domenica d'estate, si incontrarono 20 persone sconosciute tra di loro. Provenivano da tutte le parti del mondo, ma avevano una cosa in comune. Tutti erano curiosi. Decisero di fermarsi lì per qualche tempo per provare il loro coraggio e estinguere il fuoco della propria curiosità. Abitarono in 2 castelli, Montereale e Damodoro. La casa dello studente era il loro porto di mare. La vita dei curiosi a Pordenone era piena di avventure. Viaggiavano per tutta la regione per conoscere le abitudini degli autoctoni, cacciavano il tesoro umano, viaggiavano non solo nello spazio ma anche nel tempo. A Valvasone, nella città dove le tradizioni medievali sono sempre vive, i curiosi provarono a vincere un asino. Non lo vinsero, ma fecero amicizia con molti cavalieri. Sfidarono la fortuna anche giocando all'antico gioco della tombola nel giorno di una festa pordenonese. Quando erano troppo stanchi, ogni tanto andavano a prendere qualcosa all'ombra. A naso sentite che è molto fruttato. Dopo le avventure del giorno, di sera recuperavano le forze mangiando bene, molto bene. Assaggiavano con piacere prosciutto di San Daniele, frico con polenta, salsiccia con cipolle, frittata alle erbe e cotechino con rovada. Ai piatti si accompagnava sempre un buon bicchiere di vino friulano. Finivano il pasto con una fetta di cubana o un biscotto pordenone e ovviamente con un caffè leggermente corretto. Siccome erano dei veri buongustai, ogni notte con le pance piene del cibo delizioso rotolavano nelle loro stanze. Non di solo pane vive l'uomo, dunque i curiosi cercavano anche di cibare le loro anime. Alla festa del libro incontrarono i trovatori di grande talento che aprirono loro le porte al mondo della creatività. Alla scuola del mosaico conobbero l'artigianato più antico e ricco del regno che, da anni, adorna le case e le chiese di tutto il mondo. A Gorizia conobbero una vera contessa che insegnò a loro come amare l'arte. La loro curiosità era immersa nella splendida natura, variegata e piena di colori. Le montagne e l'aria fresca delle Dolomiti friulane ispiravano e davano loro nuova energia, arricchivano le loro anime. La vita non è tutta rose e fiori, quindi dovevano anche lavorare. Alcuni furono baciati dalla fortuna e assunti dal principe stesso. Gli altri dovevano entrare nel misterioso mondo dei componenti di metallo. Altri ancora scoprivano l'arcano dell'arte culinaria e della cantina. Sempre però lavoravano con entusiasmo e ci mettevano il cuore. I curiosi erano persone comuni, ma ognuno aveva una particolare qualità. Alcuni erano gioiosi, altri ambiziosi, altri ancora molto fantasiosi. C'era anche chi era molto disponibile o chiacchierone. C'erano dei timidi e dei coraggiosi, ma tutti insieme emanavano la potenza di un motore che elettrizzava l'intera città con la loro positività. E non finisce qui!